Stiamo entrando ora nella sala dell'anatomia e ci mettiamo attorno a questo tavolo settorio immaginando di essere in una classe di anatomisti. Abbiamo qui il nostro cadavere. Rimuoviamo questo strato di pelle, sotto troviamo uno strato di muscoli e sotto ancora le nostre ossa. Queste costole proteggono alcuni organi importanti, vitali, come per esempio il cuore e i polmoni. Su questo reperto guardiamo in maniera particolare questo vaso rosso lucido bello grosso. Questa è l'arteria aorta, l'arteria principale del nostro corpo che trasporta sangue ossigenato a tutte le periferie del nostro organismo. E adesso una domanda per voi. Quanto pesa il cuore di un uomo adulto? Provate a pensarci un po' guardando le dimensioni. È arrivata però una vostra domanda. Mi state chiedendo perché il cuore pesa così poco? Beh, perché il cuore è un organo cavo, all'interno sono presenti 4 spazi che si chiamano atri e ventricoli. Vi aspettiamo al Live Movement.